avanti, palleggia, vai, caspada, vai. Abbiacci lo due coppo che fa chiedo, dai, non ti muovi. Sahid, chiami Hillary che ci faceva vedere come si palleggia. Vuoi fare di testa? Non sai mai di strami i capelli. Sahid, piccolo di testa, piccolo. Si rimbazzire. Guarda, non sapere come si palleggia. Oh, Paparedda! Che bello! Come stai? Tutto bene, tu? Tutto a posto, poi non ci piacere. possiamo lamentare. Senti, ma io te lo dico così affettuosamente, ma dico, ma quando vieni a qua sotto a Catania a fare una performance? Ah, ti spiego, te mi hai mandato st'anticipo, però mi è arrivato il biglietto d'aereo, come vengo? Che la zattera, che i remi, fammi capire, quello è il problema. C'è a dire che ti mandano un poco racconto che a casa siamo con la pane roro. Ah, Sfonno il muro! Ah. No, praticamente l'amico suo sta in depressione. Gli ha detto, c'è sempre una via d'uscita e se non la trovi sfonda il muro. ah poi, Mizia, tuo marito è caro su buono, si vede proprio. Assai, Oh. sì. Ciao, mio frate! Dai. Ciao, c'ho dorme cuore. No, c'ho dolori. C'ho dolori perché ieri ha avuto la partita a calcetto. Io ho detto, no, fa sta cosa, l'ha voluta fare e niente, poi c'hai dolori, mo. C'hai dolore. Finire con che mi ha buttato la sotto. Ma Carissi. ti non trovo Quando parlate troppo romano stretto non vi capisco. Ha detto Gerry Scotti, è proprio il numero uno da televisione italiana, se lo vede sempre, se lo segue, proprio gli piace assai. Non ti mangiare culare. Luca era gay. Adesso sta con lei. Ah, ma Luca parla con il cuore in mano. Luca dice... ma è un numero musicante, come si muove, Lo tutti so. parlano così. Senti, Ilari, facciamo una cosa, guarda, io ora vi mando due biglietti dell'aereo, perché a tuo marito ci voglio fare presentare insieme. A mio marito, bello di casa, ma che te pensi? A parte che ci vogliono i soldi per lui, dove stiamo? A Recita dei Salesiani, ne esiste. E poi noi assieme non lavoriamo, insieme. Come no? E allora scusa, dovevamo fare insieme, che a fare? Non l'ho capito. Che c'entra insieme come avverbio di convivialità, di convivenza? Ma che c'entra? Insieme è avverbio di localizzazione, ma com'è che non capite niente? E io che ci parlo qua. Ma quella è la motorizzazione, ma che c'entra? A sapere, Papareddo, ma canti, da lì come ferma la palla all'aria, vediamo solo con lo sguardo, vediamo da lì. capito? Maronna, ma canti da canzone? Luca era gay. Adesso sta con lei. Va bene, niente. chiudere il collegamento, ci sentiamo per email, eh? Ciao, ne sentiamo. Ciao! Sta vedendo? Non vedi che chiedo dalle la palla per dire sta ferma a uso nell'atmosfera biologica? Ma com'è che tu non già fai? Ma poi idro è idro, mi capisci Chino che è idro? Perché si capisce che è idro, come canta è idro, ma non mi convinci. Una che non sa la verba può essere mai Ilari Blasi. Mi si diano tutte cose, ma noia. Poi mia moglie che continuamente vuole fare sesso, ma mia mi si dia, basta. Ogni tanto arriva col baby doll, tutta col il boa di struzzi, le piume, le cose, le orecchiette da coniglio. A 45 anni le orecchiette da coniglio. Ma come non ci si dia? Siccome io mi lamento, lei mi minaccia. Ah, vedi che io me ne vado con l'idraulico. Io l'idraulico lo conosco buono. E a chi ci si dia chiossati mia, a chi ci annoia pure a campare. L'altra volta dovevo aggiustare qua il rubinetto. È venuto 3 ore. E ancora non funziona, e se io l'idraulico ci si dia, ora lo devo aggiustare io, ma mia mi si dia. Ciao Gaetano! Chi sta Camila Sau? Ciao Fabio! Chi è chi il telefono? Che c'è ancora? Finalmente! Mi stava guardando a me e non l'aspettando però a lei, Sono Stefani, la cugina di Jonathan. Sì. Quella che ho certificato nazionale di estetista, Sì. parrucchiera, fa tutte cose, lo sapi ormai, a disposizione sua. Magari Sì. ci faccio magari bello scondicino su bene, Sì, non si sì, preoccuparsi.
No, vengo io a sua casa perché faccio la sua casa e non l'ho centro estetico. Vabbè, comunque, stai chiamando perché praticamente Jonathan mi va a dare un numero di Said. No, non va a fare niente di male, ma va a dare un numero di chi che fa le pulizie. Era un numero di Said che l'aveva però chi le pulizie. Va bene, insomma, io ho parlato con Jonathan. Perché nell'ordine mi a dire su venio matrimonio, su mi vattio piccirillo, su venio per baby shower, su ricevi un curriculum, poi mi a dire su avevi un numero di chi che cura un faggio. Insomma. Attenda in attesa. Va bene. Ah mamma però, ma non capi che affoga i denti? No, no, per i denti, per passare di nuova scupa. La cindri si fa su pighiridda t'ammazzo le coppa. Ma no scherzo, guarda la casirici. Siamo gli zombie e siamo qui per protestare per i nostri diritti. Sì, siamo stanchi di camuffarci in mezzo a voi. Siamo stanchi di camuffarci nella società. Siamo stanchi camuffa! Non si può fare questa vita! Che è? A come hai su montacarichi? E allora che la mano spesa! Tu che ci eviti, tu che ci disprezzi. Tu che hai su vecchi mia! Che montava la Nutella. Ma sapevi che hanno poco? Sai! Il ghiacciato una leccata. Cosa che deliciati hai? Un benedetto così la faccia bene. Non ricudete la notte nelle vostre case e ci fate dormire fuori. E non potremo dormire perché i zanzarelli stanno mangiando beve. E non ammazzavo roe. Io non ammazzavo te! Io ti ammazzavo 850 l'uno, non quel poco. Bravo. Spadozza e tu! Ma chi dentro che mi mancano i razzi di zanzare mi stanno so canno vivo! Ora abbiamo bisogno di carne famosa, di politici, ora vi porto a mangiare a Montecitorio. No, non le possiamo fare! E perché? Picchio canne poi con ne mangi! Allora picchiamo a due pecciotto e ci scippo un pezzo e mo. Io ci scippo una me ma mangio! Io ci scippo a me, grazie, e mi ci mangio pure i polmona. E ci fa mangiare di tutte queste cose. Ma senza pane. Picciotti e invece non mi mangio niente! Perché lui te la volta il capo puri non si può fare sta vita! Noi ce ne andremo ma torneremo a combattere, lo faremo fino all'ultima goccia del nostro sangue! Oh boasso, perché mi ha sosocato tutti i zanzare! È inutile che ti offendi. Io non ti feci guidare perché tu ancora sei legnoso quando porta. E poi non c'hai la patente, a fare un poco di guidi, no? Ora, sai che facciamo? Che ci chiamiamo e chiedo, te ne vai in matte che da c'è picca confusione e ti fai 4. Aspetta, ti fai 4 lezioni. Venuto che lo chiamiamo. Un momento, perché mi pare. Chiedo! Sto che non fa niente. Chiedo! Almeno da 10 eserciti, no? Dopo, fattivo. Salve, T'hai visto? dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte. E fino a qua. Era da tempo che il Dipartimento di Ingegneria Urbana studiava una soluzione che affrontasse definitivamente l'annoso dramma del traffico veicolare, che ahimè colpiva anche questo pianeta. A causa infatti dell'ostinazione di un ben 48% della popolazione motorizzata a non volersi disfare dei veicoli a 8 ruote ormai vetusti, si confluiva in una pericolosa commistione con i
più recenti mezzi aerospaziali. Ecco che nel giro di pochi giorni sono stati impiantati ben 3.285 stalli di rotonde mezze sopraelevate, dismettendo così i vecchi stalli piano strada. Oggi si converge invece a 4,43 metri dal suolo marziano, chi è Mele? indistintamente con mezzi di aria o di Marte. Se l'operatore vuole seguirmi con cortesia e galanteria, nell'inquadratura andremo a toccare con mano ciò che è stato... Vedi, a rotonda c'è stavolta, lo capisti? Ma che se mai a rotonda? Ma dico io, ma... Sahid, dammi ci aiuta che sta arrivando a sembrare rotonda, prima che arriva qualche verbale, già che mantenere la televisione per dire da sopra. Ma come a fare? Come a fare? Che non ci ingappa, non ci credi. Non ci ingappa. Così le pa, poi costruiscono i rotonde a mezzo di pere, dico io. Ecco, come avete sentito e soprattutto avete visto, questa era una delle più piccole e più semplici installazioni, ma vi prometto che nelle prossime occasioni vi mostrerò esempi di maggiore portata. Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per adesso da Marte e Kiddo è tutto, a voi la linea. Hai pensato una cosa? La patente meglio da picchiare, è troppo pericoloso. Non volesse che tu abbia qualche incidente. Chi è a quest'ora? Chi è? Signora, questi fiori sono per lei, 30 anni di matrimonio! Grazie, grazie signora, si accomodi signora. Ah, 30 anni di matrimonio, signora, 30 anni. Lei deve sapere che proprio ieri sera mio marito su questo divano mi disse: Peppinella, per i nostri 30 anni di matrimonio domani ammazzo Tacchino. E che c'è il Tacchino, ci disse io, che colpa c'ha Tacchino? Ammazzare a sta cucina Orazio, che le feci conoscere. Ah, comunque signorina, dai, lasciamo perdere, perché veramente... Ma signora, voi come avete fatto a durare tutti questi anni? 30 anni? Sì, sì. L'amore sarà stato? Sì, 30 anni, l'amore, ho un mutuo a casa che ancora mancava frutti paiari, perché avevo 30 anni che paghiamo un mutuo. Signorina, certo che vuole, io quando ho conosciuto mio marito, lei lo vede ora così un poco, diciamo, scavaccatello, ma mio marito, un vari spade, signorina, che c'aveva a dire era un cavallo, ora poi certo un cavallo, dopo qualche tempo cominciava a ragliare e ho capito che non era tanto, insomma, è chi lo è. Ora la dottoressa, che sempre se ne va sabato pomeriggio età, vanno sempre dal dottore, ci capiterà anche a lei fra 30 anni, ci ha detto: signor Peppuzzo, se vuole campare assai, lei non deve fumare. Ma io si fuma qualche sigaretta appena finiamo di fare l'amore, va. Ah, quindi fuma tanto suo marito? Sì, 2 sigarette l'anno. Signorina, signora, caccirissi a dottoressa, quello fra me e mio marito è un amore olimpionico. Dice, cosa olimpionici? Ah, quale? Cosa olimpionici? Olimpionico una volta ogni 4 anni. Dice che il cuore mi ha detto, sai, dice, il sesso fa male al cuore. Valessino, scusa signora, scusa. Certo che il sesso fa male al cuore. Se uno ti spoglia e ti vede fa male nota coro, oh ma coro mi pigliano un fatto, che non c'è più niente di pigliare. E divento nudo mio marito, una pelluzza di dai, una cosa. Signore, stiamo perdere perché sennò... Lasciamo perdere, non ne voglio parlare. Un consiglio, lei che cosa ad esempio, ecco, qual è il libro che si legge? Lei sempre per essere... Ma 50 sfumature, signora? Bello, 50 sfumature di grigio. Di grigio, di nero? Brava, io invece più che mi leggo, signorina, 50 sfumature di succo di maiale. Ah, brava, ma io ai miei tempi mi leggevo Uccelli di rovo. Ma era bello? Sì, ora uccello che non canta, ora è un uccegliazzo che ha i pinne cadute. E comunque un consiglio, in amore e a tavola, se vuoi bene, non c'è rispetto.